Favara è una delle tante piazze d'Italia dove oggi è fiorita l'azalea, il fiore della ricerca di AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. E a Favara AIRC vuol dire Centro Guttuso. Anche quest'anno le volontarie del centro si sono prodigate per la raccolta dei fondi di questa importante struttura sovranazionale, ovvero l'AIRC, per la ricerca in favore di tutti. E poi, considerato che oggi è anche la festa della mamma, c'è un motivo in più per avere l'azalea della ricerca. Oggi volontari del Centro Guttuso siamo qui in piazza Kennedy per il consueto appuntamento Festa della Mamma, Azalea della Ricerca. Noi del Centro Guttuso è ormai da 30 anni che scendiamo in piazza proprio perché crediamo nella ricerca, nel valore della ricerca, nell'importanza della ricerca, e penso che dovrebbe essere una cosa comune a tutti questo sentimento, alle istituzioni, alle forze politiche, ai semplici cittadini, e devo dire che i semplici cittadini di Favara hanno una sensibilità grandissima che rende veramente orgogliosi i favaresi. Stamattina sono arrivate le azalee alle 7:30, alle 9:30 avevamo una marea di gente, tanto che alle 10 le azalee erano già finite. Ecco, noi siamo veramente orgogliosi di far parte dell'AIRC, perché l'AIRC promuove la ricerca, supporta la ricerca e soprattutto dà anche notizie su quanto riguarda le novità dal punto di vista medico, anche l'alimentazione, praticamente dà supporto a tutto. L'AIRC è un'associazione italiana ricerca cancro, un'associazione che cura la salute dei nostri cittadini, e quindi essere qua oggi non è un dovere, è un piacere ed è motivo d'orgoglio esserci.